Velocemente al punto 3 del programma elettorale di Prima il Veneto per le elezioni amministrative di Venezia che si terranno il 24-25 maggio. Allora, il punto 3 parla di lavoro e economia locale. Come ben sapete tutti quanti, l'economia veneziana è troppo dipendente dal turismo e questo purtroppo la rende fragile, stagionale e incapace di trattenere i tanti giovani che fuggono e se ne vanno. Serve quindi una strategia di diversificazione economica che valorizzi l'artigianato, la piccola e media impresa, la portualità, la ricerca e le industrie creative. Con Prima il Veneto daremo sostegno alle piccole e medie imprese e all'artigianato locale. Creeremo uno sportello unico per le imprese, per le autorizzazioni, per i contributi e per tutta la burocrazia in un'unica sede finalmente. Creeremo poi un fondo comunale di garanzia per l'accesso al credito delle piccole imprese locali. Daremo tutela degli spazi produttivi artigianali dal cambio d'uso a fini turistici o residenziali di lusso. Prima il Veneto vorrà dare un premio annuale alle imprese artigiane che formano giovani apprendisti residenti nel comune. Parliamo ora invece di porto e logistica. Prima il Veneto intende potenziare il porto di Venezia come hub logistico per il nord-est in raccordo con tutte le infrastrutture della regione Veneto. Vogliamo dare attrazione di investimenti nel settore della logistica verde e della mobilità sostenibile delle merci. Prima il Veneto creerà un tavolo permanente fra comune e autorità portuale e con le imprese per la programmazione dello sviluppo portuale. Un altro punto molto importante del programma elettorale di Prima il Veneto riguarda i giovani e il lavoro, sì, perché in accordo con le università veneziane, Ca' Foscari e UAV vogliamo trattenere i giovani talenti nel nostro territorio. Prima il Veneto vuole dare incentivi fiscali comunali per le imprese che assumono gli under 35 residenti nel nostro comune. Prima il Veneto vuole creare spazi di coworking a prezzi calmierati nei quartieri della terraferma. Prima il Veneto creerà un piano di orientamento professionale nelle scuole superiori in collaborazione con le associazioni di categoria. Se non mi conosci mi presento, sono Francesco Vianello, sono stato l'insegnante dei vostri figli, ho 48 anni, ho sempre svolto il mio lavoro con passione, sono innamorato di questa città e so tutto di voi. Perché? Perché sono cresciuto e ho vissuto sempre in mezzo a voi. Continuate a seguirmi. Ciao!